Un grand mandi a tutti e un grande saluto a tutti. Ecco, questa sera prestiamo il canale al nuovo comitato dei promotori della proposta di legge regionale a iniziativa popolare per la istituzione di due soli enti locali di area vasta, intermedi tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e comuni, uno per il Friuli e uno per Trieste. In descrizione ho segnalato anche il relativo sito www.friuli-sopratrieste.org, dove è reperibile anche il testo di questa nuova proposta. Vi leggo brevemente il primo comunicato stampa di questa associazione civica composta da cittadini elettori regionali trasversali sia geopoliticamente sia ideologicamente, che almeno in parte comunque rappresentano il mondo indipendentista o autonomista sia del Friuli sia di Trieste. È un comitato variegato al quale anch'io ho aderito per portare il mio contributo, come molti di diversa estrazione e provenienza. Vorrei inaugurare questi video con un intervento davvero breve, il più breve possibile, per cui passo a leggervi velocemente il primo dei comunicati diffusi, nella speranza possa essere d'aiuto per inquadrare la situazione nella quale ci troviamo attualmente e quello che potrebbe essere il nostro immediato futuro. Dopo il trattato di Campoformido, Napoleone ha trasferito da autorità il mandamento di Portogruaro a Venezia per compensare con un contentino la caduta della Serenissima in bancarotta, trasferita all'Austria, sconfitta in guerra. Uno dei pochi errori della successiva amministrazione asburgica sul Friuli è stata la conferma nel 1838 di tale confine innaturale, il quale tuttora costituisce un profondo sfregio che ancora oggi divide gravemente la comunità linguistica friulanofona, o ciò che ne resta. Lo stesso è a dirsi per l'analogo trasferimento, sempre ottocentesco, del 1852 del comune di Sappada a Belluno, corretto solamente in tempi recenti per effetto della legge statale 182 del 2017, previo referendum consultivo locale. I confini amministrativi venivano calati dall'alto e senza il minimo coinvolgimento delle comunità locali anche durante il ventennio, quando il Duce, per effetto di regio decreto, ha rimaneggiato varie volte e in vario modo, sempre in maniera assolutamente autoritaria, la provincia di Gorizia del 1919, prima nel 1923 in fase di consolidamento della dittatura e poi nel 1927 dopo le leggi fascistissime. Monfalcone stava con Trieste solo in periodo fascista, dal 1927 al 1947. Almeno il confine imposto dagli alleati sulla foce del Timavo dopo la Seconda Guerra Mondiale e fino al Memorandum di intesa di Londra del 1954 per la zona A del territorio libero di Trieste godeva di una sicura base geografica, anzitutto fisica. Nemmeno sulla legge, allora di competenza statale, 171 del 1968, che nel Friuli occidentale istituì la oramai ex provincia di Pordenone, la nostra gente non ha mai votato affatto.
Solo il 21 marzo del 2004 la volontà popolare diretta della popolazione residente interessata ha respinto l'ipotesi di una quinta provincia regionale dell'Alto Friuli. Dopo l'autentica tabula rasa costituita dalla soppressione totale degli enti di area vasta intermedi tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Comuni, per effetto della legge costituzionale 1 del 2016, la quale aveva creato una situazione geopolitica simil-valdostana, ma con capoluogo regionale periferico e alieno, accentrato nell'estremità sud-orientale della nostra regione autonoma. La recente legge costituzionale 1 del 2026, appena entrata in vigore, ha allargato ulteriormente la competenza legislativa primaria, piena ed esclusiva, della sola nostra regione autonoma, da ultimo espressamente autorizzata a istituire nuovi enti locali intermedi di area vasta, anche direttamente elettivi. Stona con la storica importanza di tale riforma il fatto che si legge su tutti i giornali che l'assessore regionale competente sugli enti locali auspica la definitiva approvazione a tappe forzate di un testo legislativo regionale a iniziativa giuntale sostanzialmente blindato già prima della prossima pausa estiva. Non si nasconde affatto di voler porre tutti davanti al fatto compiuto, per conservare semplicemente il vecchio status quo, nonostante la capitale importanza geopolitica e sociale, nel particolare ambito di una regione autonoma F-VG, quantomeno duale, della legislazione regionale esclusiva in materia di enti locali, soprattutto di area vasta. Di fronte a tali fatti ci si dovrebbe seriamente interrogare tutti sull'effettivo tasso di sostanziale democraticità nell'ambito del nostro ordinamento regionale speciale. L'impressione è che una giunta regionale piena di triestini in molti posti chiave intenda imporre al territorio friulano il solito divide et impera per convenienze geopolitiche aliene, che non sono sicuramente quelle del Friuli. Il nostro comitato civico e trasversale nasce per far approvare una proposta legislativa alternativa dal basso, mediante ampio coinvolgimento di tutta la società civile regionale, senza più imposizione autoritativa di confini amministrativi calati dall'alto da autorità. Puntiamo viceversa a innescare un referendum consultivo obbligatorio, previsto dall'articolo 8, comma primo del decreto legislativo di attuazione dello Statuto Speciale numero 9 del 1997, su tutto il territorio friulano, che geograficamente e storicamente va dal Livenza al Timavo. Sono i due fiumi che tradizionalmente segnano il confine rispettivamente occidentale ed orientale del Friuli, mediante la riforma delle precedenti circoscrizioni ex provinciali, perché le vecchie province non esistono più, almeno allo stato attuale. Ci sono molti buoni motivi per sostenere la nostra proposta legislativa a iniziativa popolare su base binaria. Chiunque coglie immediatamente che due soli enti locali di area vasta costerebbero molto meno rispetto ai 4 proposti dall'assessore regionale Roberti. La nostra proposta guarda al nostro comune fondamento aquileiese, ma è anche aperta a un futuro di leale collaborazione interfriulana, sotto l'ombrello di un ente friulano unitario che contribuirebbe grandemente a risolvere tutti i gravi problemi che affliggono la sopravvivenza stessa del Friuli. Il Friuli non è né grande né piccolo,
è semplicemente il Friuli, anzitutto geografico e storico, ma almeno in parte, finché durerà, perché è realmente in pericolo di estinzione, anche linguistico e culturale. Starà a tutti i friulani, non più necessariamente friulanofoni, ricostruirlo come ai tempi del terremoto, quando si raccoglievano le firme dei terremotati sotto le tende. Il primo dei nostri promotori è tra i primi laureati in giurisprudenza presso l'Università del Friuli, nata proprio in quel frangente per volontà popolare dal basso. Intendiamo fare attiva e fattiva memoria del 50° anniversario del terremoto, con una nuova raccolta di firme per la sopravvivenza stessa del Friuli, o di ciò che ne resta. Sin da ora chiediamo a tutto il Consiglio regionale, come previsto dalla legge regionale statutaria 5 del 2003 sulle forme di democrazia diretta in vigore nell'ordinamento regionale speciale, di avere rispetto per la nostra iniziativa legislativa popolare appena partita e quindi di sospendere per i prossimi 5 mesi legalmente previsti per la raccolta delle sottoscrizioni elettorali dei cittadini della regione l'iter del connesso, ma in molti punti fondamentali del tutto incompatibile disegno di legge regionale a iniziativa giuntale istitutivo delle solite vecchie 4 province ordinarie. La fretta è sempre cattiva consigliera. Preghiamo tutti di leggere la nostra proposta legislativa, la quale è molto semplice e sintetica e si compone di soli 9 articoli, immediatamente comprensibili da parte di chiunque. Visto che per effetto di legislazione statutaria oramai anacronistica tutte le operazioni per la sottoscrizione della nostra proposta sono ancora esclusivamente cartacee, nonostante siamo nel 2026, si chiede cortesemente ai primi firmatari, ai primi aderenti, ai primi sostenitori della nostra proposta di passare con urgenza presso il recapito legale del sottoscritto, del primo dei proponenti, che si trova in via Aquileia 22 a Udine, per ritiro dei moduli timbrati dal Consiglio regionale per raccolta delle sottoscrizioni popolari. Moduli da depositare poi su tutto il territorio della regione, anzitutto presso gli uffici anagrafici comunali di rispettiva residenza dei primi firmatari, dei primi sostenitori, dei primi collaboratori, anche al fine di semplificare e velocizzare quanto più possibile le operazioni di autentica delle firme di tutti i cittadini regionali interessati a fare la propria parte per dare tutti insieme il loro importante contributo al fine di aprire nuove prospettive di speranza per il futuro della nostra terra, altrimenti destinata a rimanere solamente una espressione geografica, oltretutto sempre più misconosciuta e umiliata. Dicevano ai tempi del terremoto 1976 in Friuli, un modon paromp e o tornarin a plomb. Se anche solamente una cinquantina di elettori regionali firmassero la nostra proposta in un centinaio di comuni della regione, saremmo già a cavallo. Questo nostro comunicato nasce anche per testare l'effettivo grado di libertà di stampa. Dato a Rivignano Teor, il giorno del deposito della proposta, 8 giugno del 2026. L'ho firmato io, sono Luca Campanotto, avvocato e anche autenticatore del Foro di Udine. Ovviamente non posso fare tutto da solo, no? Anche perché purtroppo devo lavorare per mangiare, per cui faccio appello davvero alla collaborazione di tutti affinché ciascuno faccia la propria parte per risparmiare soldi pubblici e, già che ci siamo, fare anche il Friuli nell'interesse del bene comune
di tutta la regione per risolvere in un sol colpo molti e gravi problemi che potrebbero segnare in negativo o in positivo, a seconda dell'esito di questo complesso iter anche referendario, il futuro non solo del Friuli ma anche di tutta la regione. Per cui in bocca al lupo e buon lavoro a tutti. Vi ringrazio. Passaparola.